Si chiude la serata al Savio con un miglio per cavalli di 4 anni, sono in 11 in partenza, 1 Earthquake, 2 Extra Wise L, 3 Eros di Meletro, 4 Evita Peron, 5 Elli Brodipa, 6 Esperanza Alba SM, seconda linea 7 Emily SSG, 8 Ecuador CR, 9 Enoch Caparra, 10 Ercole Key, 11 Energy Clemar. I favori sono in chiusura per Evita Peron, Extra Wise L molto vicini nella quota, poi anche Emily SSG. Macchina che stacca con la velocità iniziale di Elli Brodipa, che in poche battute va a condurre nei confronti di Extra Wise L, all'esterno invece Evita Peron. Numero 11 Energy Clemar squalificato. Extra Wise che va a condurre in poco meno di 200 metri, 15,3, terza posizione per Evita Peron, che non sa se rimanere in corda o se andare dritta e rimane così a mezza via. Ora è al sediolo di Elli Brodipa, 400 metri intanto in 37 con Evita Peron che rimane all'esterno, infilata all'interno da Earthquake. Earthquake in terza posizione dunque, mentre Evita Peron ha scelto di andare all'esterno, seguita da Eros di Meletro. 47 i primi 600 metri di gara con al comando Extra Wise L, Elli Brodipa in scia, Evita Peron percorsi esterne, tallonato da Eros di Meletro e quindi da Ecuador CR. 800 iniziali in 1-2-2 con sempre leader Extra Wise L su Elli Brodipa, Evita Peron all'esterno, Earthquake lungo la corda. Cambia nulla con Evita Peron che però intensifica la propria azione esterna e dopo un chilometro di 1,17,6 cerca di prendere il sottotiro Extra Wise L che da parte sua allunga. Tra gli altri prova a progredire anche Ecuador CR, intanto siamo a 400 dal palo con in vantaggio sempre Extra Wise su Evita Peron, alla corda Elli Brodipa, poi Ecuador CR, insiste Evita Peron, seguita da Ecuador CR. Tanto c'è stato l'errore di Earthquake, retta d'arrivo, è passata Evita Peron e a 100 dalla conclusione prende vantaggio. Esperanza Alba SM Evita Peron nel finale allunga ancora e sul palo si sottrae a tutti i tentativi di Emily SSG e di Ecuador CR. 1-16-8 ragguaglio conclusivo, 34 a chiudere, vince Evita Peron che ha chiuso favorita. In sediolo Salvatore Ciotola per conto di Marco Azzaroni del Signora Immacolata Canfora. È tutto con il successo di Evita Peron per questa serata di corse dall'ippodromo del Savio. L'appuntamento, vi ricordo, è per sabato prossimo 17 agosto con la disputa del Gran Premio Città di Cesena.